Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, alla presenza del sindaco, presentata la manifestazione Un Abarth nel Delta, domenica 24 luglio 2022. Una maniera per conoscere il nostro territorio, per far marketing territoriale, attraverso una reunion di più di 72 equipaggi che partendo da Loreo conosceranno il Delta, facendo sosta dal Barella e scoprendo una delle parti più belle d'Italia. Ascoltiamo i protagonisti di questa conferenza stampa. Siamo arrivati ad oggi che è la quarta edizione, domenica saremo in 70 vetture, e su 70 vetture siamo 60 del marchio dello Scorpione, poi solo una decina di macchine saranno suddivise tra due Ferrari, un Porsche o qualche Alfa, però guardiamo il numero. Sì. È importante. Devo anche ringraziare anche l'Abarth di Padova, che lui ufficiale, fa parte sempre della Scorpionship, che quest'anno è venuto giù in massa perché avrà quasi una trentina di vetture solo dell'Abarth di Padova. Sono Stefano Donà, socio della ditta OBD Ricambi. La OBD Ricambi ha due punti vendita, una ad Adria e una a Portoviro. Con Ferruccio ci siamo conosciuti, più o meno Ferruccio quando abbiamo fatto il 70° ufficiale lì in autodromo, e abbiamo aderito allo sponsor per quanto riguarda magliette e tutte le cose che servivano per Ferruccio per dargli una mano anche lui come zona, come Basso Polesine. È un punto di riferimento che noi siamo orgogliosi di far parte di questo evento, perché in primis grazie anche per il comune di Loreo e per tutta l'amministrazione che ci ha seguito, ci ha dato un supporto, una mano, e Ferruccio gli ha chiesto proprio espressivamente di poter fare la partenza da Loreo. Come coordinatore mi sono divertito tantissimo fino adesso perché ho visto una grande passione per Ferruccio. Voglio dire grazie al presidente del club Abarth Rovigo di aver scelto la nostra location Loreo, un paesino di 3.500 abitanti ma con una grande storia, e ci fa molto piacere che avete scelto il nostro paese. Ringrazio Stefano che stamattina abbiamo fatto un po' il giro per il nostro paese, lo sponsor, ringrazio anche Stefano e tutta la nostra amministrazione, e grazie a Andrea che ci ha dato di dare un grande supporto assieme a collaborare. E voglio dire che il 24 sarà come si può dire, 2 o 3 ore quello che staremo insieme, ci divertiremo. E voglio dire una frase, Ferruccio, che mi ha molto emozionato: il ritrovo della passione. Io credo che domenica sarà una grande passione, la trasmetterete a noi e ci divertiremo assieme, tutti quanti assieme. Quindi grazie di aver scelto Loreo e invitiamo tutti quanti domenica a essere presenti. Però un evento così a Loreo fa il botto, oltre che al rombo, perché il rombo dei motori sicuramente farà venire fuori le persone di casa, perché anche per dire super, ma va bene lo stesso, però porterà comunque voglia di uscire, perché anche se c'è caldo non importa, ma portarlo a Loreo per la location che Loreo dimostra di avere, che non ha niente da invidiare a nessuno, è un grande punto di partenza. E ringrazio Stefano come sponsor, perché ormai te l'ha battuto che ci sta, perché è giusto, perché essere a disposizione per poter creare eventi di questa caratura, io ci metterei la firma ogni volta, sono sincero. Vi ringrazio ancora, grazie a Ferruccio. E quindi secondo me ci casca a pennello che questa manifestazione parta da Loreo e che sia quindi la base di partenza. Dopo, giustamente, come diceva prima il sindaco, queste sono manifestazioni che servono tantissimo a far conoscere il nostro territorio, e quindi a livello promozionale ben vengano queste cose, e come diceva il sindaco è normale che voi
avendo scelto di fare il giro del Parco del Delta, che concordo pienamente con tutti voi, sono sicurissimo che gli ospiti che avremo noi domenica, chi non ha mai visto il Parco del Delta, quando andrà a casa con un meraviglioso ricordo di quello che vedrà in quella giornata. E è normale che, facendo conoscere il Parco del Delta, poi a ruota ne trarranno vantaggio nel futuro tutte le città che fanno parte del Parco del Delta. Quindi anche Loreo, nel suo piccolo, comunque avrà dei vantaggi. Io direi di chiudere con questa battuta. Venite, chi ci sta ascoltando, domenica 24 non potete mancare. Questo deve essere un must su quello che può essere il nostro augurio, perché logicamente ci saranno 70 auto e 150 persone, la popolazione di Loreo, la popolazione del Delta, però su dove voi arrivate, su dove arrivi a comunicare questa manifestazione, ben venga che ci siano visitatori non solo dalla provincia di Rovigo ma anche da fuori. Questo è un po' il nostro augurio che ci facciamo e l'invito a chi ci sta ascoltando.